La chiesa di San Nicola da Tolentino, in pieno centro, racconta una parte importante, anche se poco conosciuta, del Novecento adriese. La chiesa, chiamata dagli adriesi più semplicemente dei Due Leoni, è diventata monumento ai caduti dopo la Prima Guerra Mondiale. Originaria del 1600, ricostruita nel 1850, trasformata proprio in monumento in ricordo dei caduti della Grande Guerra, su progetto dello Scarpari, sempre molto attivo in città, fu inaugurata nel 1931. L'edificio, dall'esterno, è subito riconoscibile. La Vittoria alata, opera di Gaetano Samoggia, di straordinaria bellezza, è alta ben 2,5 metri. Nel portone d'accesso in pietra d'Istria spiccano le parole latine tradotte "essi vivranno". A protezione del sonno dei caduti, 2 leoni in bronzo, anch'essi del Samoggia. Ed è proprio guardando i leoni che un particolare non passa inosservato. È il legame tra Adria e Roma del periodo di Mussolini. Sul basamento di quello di sinistra è incisa una data, anno sesto dell'era fascista, ovvero dal 28 ottobre 1927 al 27 ottobre 1928. All'interno del monumento un sarcofago datato I secolo a.C., donato direttamente da Mussolini in persona all'adriese Giovanni Marinelli, segretario del Partito Nazionale Fascista. Questa storia della città è spesso dimenticata, forse per paura di evocare spettri di un passato buio. Un passato che ha fatto la storia della città e del mondo, e che è possibile non ripetere, solo se ricordato.